Siete mai stati al castello di Gresti? Venite con me. Nei pressi di Aidone si trovano inoltre gli imponenti resti del castello di Pietra Tagliata, strategico centro di avvistamento che comunicava con gli altri castelli dell'Ennese tramite fari e segnalazioni ottiche, avente lo scopo di controllare le strade della Sicilia interna. Il nome tramandato nei secoli di questo castello è proprio Pietra Tagliata, che ben si addice in effetti alla sua struttura ampiamente intagliata nella viva roccia, che può ricordare per certi aspetti il castello di Sperlinga. La tradizione popolare ha invece denominato questo castello come Castello di Gresti, perché situato vicino al Cozzo di Gresti, collina dove sono stati ritrovati numerosissimi cocci di ceramica che ci danno testimonianza di un insediamento del periodo greco-romano. Ci troviamo su un sito poco distante dall'antica città di Morgantina, per cui si pensa che già a decorrere dal periodo greco o romano, una postazione sulla rocca avrebbe potuto costituire un ottimo luogo di avvistamento e controllo su tutto il territorio e anche della strada che collegava Morgantina con Val Guarnera ed Enna. Cosa curiosa è che il sito di Pietra Tagliata è in comunicazione visiva sia con la torre situata sulla collina di Cittadella di Morgantina, sia con la rocca del castello di Aidone, per cui è probabile che questa fortezza comunicasse attraverso segnali luminosi o con il fumo, tramite la grande torre che aveva il ruolo di avvistamento e di difesa. Sulla base di queste considerazioni, l'edificazione dell'attuale struttura del castello è stata fatta risalire al periodo arabo-normanno ed è costituito dalla torre e dal complesso di ambienti scavati nella roccia. Proseguendo lungo questi ambienti ci si imbatte in alcuni curiosi ingrottamenti, riconducibili ad un insieme di abitazioni preistoriche e ad un riparo sotto roccia, che furono successivamente incorporati nella struttura del castello. Ci si vede per un prossimo video. Ciao!